Una crisi strutturale è arrivata a un punto di non ritorno. La carenza di liquidità ha ridotto la produzione e per ACC il tempo è oramai agli sgoccioli. Dalla FIOM l'ultimo appello al governo per il salvataggio dello stabilimento di Villa di Mel, l'ennesimo, con un richiamo alle forze politiche e istituzionali, provinciali e regionali. Siamo arrivati a questo punto, e noi lo ribadiamo ormai da tempo, perché chi ha preso in carico l'azienda, e cioè il Ministero dello Sviluppo Economico e quindi il governo, non hanno addivenuto a tutte le promesse fatte. Un'eccellenza nazionale dimenticata in un periodo storico in cui il comparto dell'elettrodomestico gode di ottima salute e noi sappiamo, spiega Bona, che le fabbriche chiuse non si riaprono più. Noi abbiamo le nostre eccellenze, sulle nostre eccellenze noi dobbiamo puntare ed investire. Oggi ci sono a disposizione ingenti quantità economiche grazie al PNRR e ai piani europei. Io non capisco perché il governo italiano, e insieme al governo italiano mi permetto di dire anche la Regione Veneto, non si dotino di una politica industriale che individui quali sono i settori strategici e su quegli settori strategici investire ingenti somme o somme rispetto al PNR per creare lavoro qui. I lavoratori di ACC aspettano una soluzione perché questo è quanto è stato loro prospettato e gli impegni vanno mantenuti. Il Veneto, aggiunge Bona, deve far valere il suo peso specifico proprio in queste ore drammatiche. Rivolgo ancora un appello a tutte le forze politiche e istituzionali della provincia di Belluno, del Veneto, perché si faccia qualcosa per ACC. Sarebbe veramente come un omicidio industriale e non possiamo permettercelo.